Inaugurato oggi a Venezia il Rossini Restaurato, un multisala e un supermercato nel cuore del centro storico, una carta in più in gioco per tenere viva la città. L'interruzione forzata del servizio del tram per un guasto fa rimpiangere ai mestrini il tanto criticato Biscione Rosso. Parte giovedì il Festival Triveneto del Baccalà, in gara 27 cuochi e vince la ricetta inedita più votata. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia, giornata storica per Venezia che da oggi può contare su un multisala e un nuovo supermercato in centro storico a pochi passi da Cafarsetti. Sono stati ritagliati nel complesso Rossini, un tempo un teatro, e sono una risposta ai veneziani che non vogliono abbandonare la città in mano ai turisti. Un tempo era il Teatro San Benedetto, costruito dalla famiglia Patrizia Grimani. Ora è un multisala e un supermercato. Nel complesso Rossini, fresco di restauro, è stato tagliato oggi il nastro alla presenza del pubblico delle grandi occasioni. Una giornata storica per la città e per l'amministrazione comunale, che con questo progetto vuole tornare a dare vita ad una città sempre più ostaggio dei turisti. Ci sono voluti 3 sindaci per arrivare all'inaugurazione. Il complesso era stato acquistato nel 2003 e la scelta era stata fatta proprio dall'allora assessore Orsoni, ora sindaco. Le 3 sale, una da 300 posti e 2 da 110, colmano un gap con la terraferma e offrono ai veneziani finalmente uno spazio in centro storico dove andare al cinema. Riempie però un vuoto che sembra incolmabile soprattutto il supermercato, in un'isola dove i casolini di quartiere sono scomparsi e in una città che invecchia sempre più. Le lunghe distanze da coprire per fare la spesa pesano come macigni. Realizzato in project financing, gli imprenditori privati recupereranno gli 8 milioni spesi attraverso l'affitto dei locali del supermercato, del ristorante, di un negozio, di 2 appartamenti e del bar in 24 anni. Poi la proprietà passerà al comune. Imprenditori privati che si sono spinti a fare questa operazione credendo nella città, non solo nella città come luogo per i turisti, come fanno molti aprendo alberghi, ma aprendo delle strutture per la vita quotidiana della città. Le sale invece saranno gestite dall'amministrazione comunale attraverso il circuito cinema. Il responsabile, Roberto Ellero, non ha dubbi. Soltanto il pubblico può gestire un cinema a Venezia, perché non sono previsti profitti. È un business il cinema per Venezia? No, non è un business. Soltanto l'ente pubblico, nel caso specifico il comune, può accollarsi spese di questo genere che vengono compensate dalle entrate. Io parlavo di sviluppo senza profitto. E a margine della cerimonia di inaugurazione del complesso Rossini, il sindaco Orsoni è intervenuto sulla vicenda Save e sul progetto di Marchi di prendere il controllo dello scalo aeroportuale di Tessera. Ha smentito che esista un gruppo di nazionalità cinese interessato ad acquisire le azioni della società Marco Polo in concorrenza con Marchi, ma si è dichiarato compiaciuto nel caso in cui dovessero farsi avanti gruppi privati perché ne guadagnerebbe il valore della stazione aeroportuale veneziana. È un segnale, come dire, che il nostro aeroporto è importante, e questo ed è anche stato gestito in maniera opportuna finora da renderlo attivo. Quindi vede di buon occhio altre cordate che potrebbero sfalare la corrente? No, io non vedo di buon occhio nessuna cordata particolare, vedo un segnale importante di attenzione ad una realtà anche imprenditoriale del nostro territorio, vuol dire che è una realtà che sa essere gestita. Perché c'è qualcun altro che può gestirlo oltre a Enrico Marchi? No, c'è qualcun altro che vuole investire, questo è dopodiché il mercato farà il suo corso. Il bilancio di questa giornata è tutto a favore di Venezia rispetto alla terraferma. L'apertura del multisala e del supermercato in centro storico non fa da contraltare il riavvio del tram a Mestre. Si dovrà attendere ancora, ma secondo l'assessore Ugo Bergamo meno di quanto è stato prospettato. Non c'è una data certa per la ripresa delle corse del tram a Mestre dopo l'incidente della scorsa settimana, ma l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo è convinto che il servizio riprenderà in tempi celeri e smentisce le voci secondo cui Mestre avrebbe rivisto il Biscione Rosso non prima di Natale. Dalle prime indicazioni che ho ritengo che possa venire in tempi abbastanza brevi, non nei tempi anche di mesi che erano ipotizzati all'inizio. Comunque soltanto con le perizie in mano possiamo
trarre le conclusioni finali. PMV, la società che gestisce il tram, è ancora in attesa dell'esito delle perizie tecniche che dovrebbero fare luce sulle cause della rottura del cavo. E se dovesse essere confermata l'ipotesi che i giunti sono difettosi, bisognerebbe sostituirli di nuovo. Intanto l'incidente è servito a misurare il gradimento di cui gode il tram in città. La città ha reagito dal mio punto di vista positivamente, perché dopo una fase di rifiuto del tram siamo nella fase invece della richiesta forte da parte di tutti i cittadini di rimettere in esercizio il più rapidamente possibile, quindi vuol dire che il tram è un mezzo accettato, considerato estremamente funzionale, di cui non si può fare a meno. E ora la cronaca nera, notte violenta davanti al circolo privato di Via Lis a Mestre. 3 moldavi di 24, 22 e 20 anni sono stati i protagonisti di una rissa con i proprietari del club, sedata soltanto grazie all'intervento dei carabinieri. All'origine della zuffa, dove non sono stati risparmiati calci e pugni, un futile motivo: il diniego dei titolari del locale al loro ingresso nel pub. La rissa è scoppiata alle 2:30 della notte e i militari hanno faticato a ricondurre gli stranieri alla ragione, che hanno più volte cercato di riprendere lo scontro. Una volta fermati hanno provato anche ad aggredire un carabiniere. Il più violento è stato arrestato, gli altri 2 denunciati per violenza privata, resistenza pubblico ufficiale e porto di strumenti atti ad offendere. E ancora una notizia riguardante, la sicurezza. Sono 14 i decessi per annegamento o incidente in mare avvenuti durante l'estate sulle coste veneziane. Il dato è stato diffuso oggi dalla Capitaneria di Porto di Venezia, che ha tracciato un bilancio dell'operazione Mare Sicuro 2012. L'attività di controllo è stata esercitata lungo i 140 km di costa, dalla foce del fiume Tagliamento fino al Po di Goro e anche nel lago di Garda. Sono state oltre 200 le persone soccorse e più di 60 le imbarcazioni che hanno ottenuto aiuto perché in difficoltà. E ora rimaniamo in tema di mare e parliamo di un parassita che rischia di diffondersi in tutto il paese per la moda di mangiare pesce crudo. Parte la campagna di prevenzione dell'ASL a Chioggia per scongiurare l'incubo Anisakis. È un parassita che in Giappone sta affliggendo buona parte della popolazione perché si assume con il pesce crudo e la cucina del sollevante è soprattutto caratterizzata da piatti di pesce non cucinato. Una tendenza che si sta diffondendo anche in Italia assieme al parassita. Il pesce clodense che sbarca nel mercato ittico è colpita da Anisakis per il 30% dei casi, quello nazionale addirittura per il 50%, ed è ancora più a rischio il pesce proveniente dall'Oceano Atlantico. Il 60% contiene il parassita. Per chi ne viene colpito gli effetti sono devastanti: procura vomito, disturbi gastrointestinali, manifestazioni allergiche, fino a situazioni più gravi come la comparsa di granulomi intestinali. L'anisakis si trova soprattutto nel pesce azzurro e lo si può uccidere termicamente, ossia congelando per qualche ora il pesce prima di consumarlo. La campagna prevede un esame del sangue gratuito a chi si rivolgerà all'ASL di Chioggia. E ora una manciata di secondi di pubblicità. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un'incredibile porte aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 e anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80 realizza la tua voglia di libertà in via Orlando, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile porte aperte. Per info linea80.net. Notizie dall'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove è partita una campagna per il riconoscimento delle coppie di fatto. Il comitato Una volta per tutti invita i sindaci di Riviera del Brenta e Miranese a istituire un registro delle unioni civili, seguendo l'esempio di Roma e Milano. Ormai il 50% dei cittadini non si sposa e queste coppie non vanno discriminate. È prevista anche una raccolta di firme in tutti i mercati rionali.
Basta vongole surgelate del Pacifico, sulle nostre tavole arrivano vongole surgelate venete. L'idea viene dai produttori di molluschi bivalvi del Mare Veneto, con il controllo dell'Istituto Zooprofilattico di Padova. La prima ad adottare il prodotto è stata Caorle. Ora sacchetti da 1 chilo saranno venduti nei supermercati. Invasione di conigli nell'area della Golena a San Donà di Piave. Gli animali sono circa 1 centinaio e sempre più spesso arrivano fino in strada sotto il Ponte della Vittoria, che è molto trafficato. Per evitare incidenti, alcuni cittadini chiedono al sindaco di mettere dei cartelli del tipo «Attenzione, attraversamento conigli». Ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, dove il rapporto tra commercianti e viabilità è sempre piuttosto conflittuale. Sentiamo. Esercenti in difficoltà a Mogliano, dove l'emorragia dei negozi che abbassano le serrande non si ferma. I commercianti puntano il dito contro la viabilità, che impedisce l'accesso diretto al centro storico. Basterebbe invertire il senso unico di marcia nel tratto che collega il Terraglio alla piazza. La Treviso Mare ha già il suo casello. L'ingresso in A4 di Meolo Roncade è stato completato con 7 mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia ed è costato 35 milioni di euro. Dispone di 9 porte in uscita, 4 in entrata e un parcheggio scambiatore di 300 posti. Sarà inaugurato il 16 ottobre. L'influenza aviaria non colpisce solo polli e tacchini, ma anche gru, cicogne e altri uccelli ornamentali. Un focolaio infetto è stato individuato in un allevamento a Candelù di Maserada, dove vivono 750 esemplari di specie rare. I veterinari dell'ULSS stanno cercando di scongiurarne l'abbattimento. Andiamo infine nel Padovano, dove tra le priorità delle aziende sanitarie c'è la riduzione dei tempi d'attesa. Nuovo pronto soccorso a Cittadella. Sarà pronto a giugno del prossimo anno e sarà organizzato per aree, la verde, la gialla e la rossa, secondo modalità che ridurranno drasticamente i tempi d'attesa. Per i codici bianchi ci sarà un ambulatorio con guardia medica attivo 24 ore su 24. Da gennaio del 2013 saranno assegnati i 73 orti sociali del comune di Ponte San Nicolò. I cittadini interessati a coltivarli hanno tempo fino al 5 novembre per fare domanda in municipio. Nella graduatoria verranno privilegiati i pensionati, i disoccupati, i giovani, nonché i vecchi utenti. Corso di seduzione rivolto alle donne a Limena. L'insegnante italiana di burlesque Ginger Ale terrà 6 lezioni a partire da lunedì 5 novembre alle 21 al Vintage Club. Si insegnerà teoria e pratica della seduzione, come sfilare un guanto, slacciare un corpetto, ancheggiare a tempo di musica. E ora entriamo nel mondo degli appassionati del baccalà. L'Italia e in particolare il Veneto sono tra i più forti consumatori al mondo di questo merluzzo seccato. Non a caso, proprio nel nord-est si tiene un famoso festival dedicato interamente a questo baccalà. La rassegna sta per partire, vediamo che cosa c'è in programma. Alla ricerca del baccalà perfetto, è questa l'appetitosa sfida che si rinnova ogni anno a suon di ricette. Lo scopo è quello di dimostrare le infinite possibilità dello stoccafisso essiccato, una prelibatezza che leggenda vuole sia stato il patrizio veneziano Pietro Querini a portare a casa dalla lontana Norvegia. Col tempo, intorno al baccalà è nato un vero e proprio culto, celebrato non solo in cenacoli e confraternite, ma anche da un festival che con i suoi numeri la dice lunga. 27 ristoranti appartenenti a 10 diverse province di Veneto, Trentino e Friuli gareggeranno fra loro creando piatti nuovi a base di baccalà. Questa idea è venuta proprio perché ci siamo da una passione, innanzitutto, una passione per un prodotto, e questo prodotto ci stiamo accorgendo sempre di più che è un prodotto che è eccezionale,
buono da mangiare, sano, perché pescato in mari che sono incontaminati, che hanno delle rilevanze organolettiche che sono adattissime per le nostre diete, che però adesso è un po' messo da parte, sia per la difficoltà di prepararlo, di cui dicevo prima, e anche perché magari viene preparato nelle stesse identiche ricette che venivano usate dai nostri nonni. Allora abbiamo pensato, io e i miei figli, abbiamo pensato di costruire un festival per dare modo ai cuochi e ai chef di inventare delle nuove ricette. E queste ricette naturalmente vengono proposte alle nuove generazioni. Molto presente nelle tavole di una volta, il baccalà non è certo passato di moda, ma ormai si mangia solo al ristorante. È un settore che non sta vivendo, una crisi vera e propria. Indubbiamente c'è stato un calo di consumi. Se pensiamo agli anni 50, dove l'alimento veniva consumato praticamente un rapporto di 1 a 5. Praticamente adesso noi consumiamo un quinto di quello che veniva consumato negli anni 50. Questo indubbiamente perché? Perché sono cambiati indubbiamente la maniera di mangiare, ma è anche cambiato la nostra maniera di vivere. Noi se pensiamo che quando decidiamo di mangiare dello stoccafisso dobbiamo pensarci 3 giorni prima, quindi già questo ci pone dei grossi problemi. Pensiamo a una famiglia normale. Lavora lui, lavora lei, alla sera arrivano a casa, devono preparare il piatto e qui nascono le difficoltà. Le nuove generazioni amano lo stoccafisso, hanno problemi nell'utilizzo, quindi è un grosso freno all'acquisto. Gli piace mangiarlo, però gli piace mangiarlo nell'extra domestico, quindi nei ristoranti e nei luoghi dove lo trovano già pronto. Questo è un peccato perché anche la cultura casalinga invece dobbiamo renderlo più facile e più avvicinabile. Nonostante tutto, insomma, in Veneto la tradizione del baccalà regge bene, lo dimostrano le importazioni. L'85% di tutta la produzione che viene fatta in Norvegia viene consumata qui in Italia, quindi possiamo ben immaginare che anche il Veneto ha una certa rilevanza nel consumo. Noi in Italia consumiamo l'85%, poi c'è una parte, 12-13% del consumo che viene, forse anche meno, consumato dalla Nigeria, poi c'è la Slovenia che storicamente era Repubblica Veneta. E il Veneto che è la seconda regione in Italia a livello di consumi. È un po' difficile quantificare il tutto, però si attesta subito dopo la Campania. Il Festival Triveneto del Baccalà, concorso per la miglior ricetta, si svolgerà dall'11 ottobre al 5 dicembre, quando sarà una giuria tecnica a decretare il vincitore. Nelle altre serate saranno invece i commensali a votare i piatti preferiti. Lo scorso anno ha vinto uno stoccafisso cotto con prezzemolo e aglio e poi assieme delle melanzane fritte, tipiche della zona dove era, cioè il Cavallino. In questo viaggio attraverso il baccalà, Venezia sarà rappresentata da 3 ristoranti, dai Do Campanili di Cavallino Treporti, dalla Melia di Mestre e da Paetto a Pianiga. Che la sfida abbia inizio e che un mantecato tricolore dia la giusta ispirazione. Qui riprendiamo appunto le 3 tipicità del mantecato: bianco naturale, solo olio di oliva. Ecco qua, il verde che è con le erbe come si mangiava in Venezia una volta, prezzemolo, sedano e aglio, e questo rosa invece che è nato appunto alle isole Lofote, perché abbiamo fatto il rosso in pratica per fare l'italianità come mi avevano richiesto, che è il merluzzo fresco mantecato con il peperone. Siamo quasi al termine del nostro telegiornale, vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi 3 giorni. Tempo variabile con passaggio di nubi e qualche modesto rovescio. Mercoledì 10 ottobre, variabile con schiarite e annuvolamenti, ma non dovrebbe piovere. Minime in risalita, massime invariate, mare poco mosso. Giovedì 11 ottobre, ancora schiarite e annuvolamenti, foschie nelle ore più fredde, precipitazioni assenti, massime in salita intorno ai 21 gradi, minime in lieve discesa.
Venerdì 12 ottobre, nuvolosità irregolare con possibili piogge di debole intensità, temperature pressoché stazionarie. Sabato 13 ottobre, nuvoloso, molto nuvoloso con precipitazioni, in attenuazione dal pomeriggio, minime in rialzo, massime in discesa. La marea di mercoledì 10 ottobre è normale, la massima alle 8,50 65 cm, la minima all'1,45 5 cm. Bene, con questo era proprio tutto, grazie per averci seguito, per averci scelti, buon proseguimento, buona serata.